Ragusa non è un toponimo storico ormai in disuso come ci vuol far credere certa stampa non solo turistica dei giorni nostri, ma il nome glorioso della Quinta Repubblica Marinara d'Italia, che portò in tutti i mari del mondo per oltre 10 secoli la bandiera della nostra cultura e della nostra civiltà. A questo proposito fanno testo tutte le carte nautiche e i documenti conosciuti, che riportano unicamente il toponimo Ragusa. Il nome di Ragusa si poteva ancora leggere sulla guida touring della Jugoslavia del 1971, mentre sulla stessa guida Croazia del 1998 si legge esclusivamente Dubrovnik. Si è voluto così cancellare una storia millenaria testimoniata ancora oggi dalle strade lastricate, piazze, edifici, conventi, fortificazioni, eccetera, di questa straordinaria città. Nel V secolo a.C. coloni greci di Siracusa fondarono Epidauro, città che crebbe e diventò colonia romana nel 10 d.C. Secondo gli storici, Epidauro fu importante centro commerciale ed anche strategico. La sua posizione naturale, dove oggi è Ragusa Vecchia, l'odierna Kaptat, ce lo fa credere. Nel 615 gli Avari misero a ferro e a fuoco molte città della Dalmazia e anche Epidauro venne saccheggiata e distrutta. Gli esuli trovarono allora rifugio su di un grosso scoglio poche miglia a nord della città e nacque così Ragusa. E si vennero presto raggiunti da fuggiaschi di altre città romane egualmente distrutte dai barbari, Antivari, Cattaro, Salona, eccetera. La piccola città iniziale prese a organizzarsi sul modello delle città romane abbandonate, riprendendo le antiche attività, specie la marineria e il commercio. I suoi cittadini avevano una completa e avanzata civiltà, abituati come erano ad un'esistenza su basi politiche e giuridiche e avendo un preciso concetto dell'autorità costituita. Oggi la regina dell'Adriatico si presenta intatta nel suo volto medievale, chiusa nella sua cerchia muraria, eretta dai veneziani nel XIII e XIV secolo, quando la cittadina era sotto la protezione di Venezia. Affrancatasi dalla Serenissima, Ragusa rimase una libera città-stato per 500 anni, una nobile repubblica di naviganti e mercanti, i Ragusei, che trafficando fra Oriente e Occidente fecero di Ragusa la potenza economica e culturale più conosciuta del Mediterraneo dopo Venezia. A Ragusa nacque il concetto dello Stato sociale, fu creata una struttura sanitaria pubblica, organizzata la raccolta di rifiuti e costruita una conduttura per l'acqua potabile lunga 12 km, ancora oggi intatta. Fu costruito anche un sistema fognario. Il più bel panorama si gode percorrendo la carrozzabile che corre alta sulle pendici del Monte Sergio, alto 420 metri alle spalle di Ragusa. Il Forte San Giovanni, con il suo torrione semicircolare, chiude il porto a sud. Addossato alle fortificazioni il convento dei Domenicani, con il quadrilatero del suo chiostro aperto al cielo. Da qui parte il lato nord delle mura, che arriva
fino alla rotonda Torre Menze, sopraelevata sui bastioni, la più importante di tutte. Altre torri minori dai nomi Torre Santa Caterina, Torre Puricella, Torre San Luca, Torre San Francesco, Torre Campana Morta, Torretta del Bersaglio, Torre Pile, eccetera, rafforzavano il sistema difensivo e venivano presidiate e difese a cura dei rispettivi casati patrizi. Anche i religiosi dei conventi dei francescani e dei domenicani a Porta Pile e Porta Ploce erano egualmente tenuti a partecipare alla difesa di tali località in caso di emergenza. Della torre Campana Morta restano poche tracce e al suo posto vi è un torrione posteriore. Era il sito più alto di Ragusa e vi si annunziavano a tocchi di campana le esecuzioni capitali o l'avvicinarsi di navi nemiche. Il sistema difensivo era rafforzato dal Forte San Lorenzo. La torre Menze, che ricorda Castel Sant'Angelo, venne edificata a spese dell'omonima famiglia. Esecutore Lorsini, su progetto del fiorentino Michelozzi, scolaro del Brunelleschi. Le mura di Ragusa, costruite a partire dal X secolo, sono lunghe quasi 2 chilometri, alte fino a 25 metri e spesse alla base da 4 ai 6 metri verso terra e da 1,5 metri a 3 metri verso il mare. Da questa parte delle mura, rivolta verso il Monte Sergio, si apre una delle 4 porte di accesso alla città. Una delle 2 porte principali è la Porta Ploce, difesa dal poderoso forte Rivellino, detto anche Fortezza Pia, per gratitudine verso Pio II, che diede un cospicuo aiuto per la sua costruzione quando i turchi penetrarono nei Balcani. Tra le punte estreme del Rivellino e del Forte San Giovanni veniva tirata una catena che chiudeva il porto. Il ponte levatoio in legno ha ancora le catene e i meccanismi per il suo sollevamento. Sopra la porta la statua di San Biagio, che troveremo su tutte le fortificazioni di Ragusa. Oltrepassato il forte Rivellino e attraversata una seconda porta, si imbocca uno stretto passaggio che conduce al convento dei Domenicani, che qui vediamo dall'alto delle mura. Il convento ha l'aspetto di una vera fortezza. Una rampa d'accesso alla chiesa del convento. Nell'atrio, prima del chiostro, una scritta in latino. Questa chiesa, incendiata nell'anno 1642, venne restaurata con le offerte in argento dei nobili e con le elemosine della gente. Il chiostro, opera del XV secolo, su progetto del fiorentino Maso di Bartolomeo, è un bel porticato a trifore.
La sala capitolare racchiude il tesoro con oreficerie e suppelletti di sacre. Un turibolo a forma di caracca ragusea. Su un quadro di Niccolò Ragusino l'immagine di San Biagio che regge un modellino della città. Dalla parte opposta al convento si trova la piccola chiesa dell'Annunciazione. In alto sul muraglione un'edicola con San Biagio di profilo, l'unica del genere in tutta Ragusa. Alla fine del passaggio fra le mura si esce sullo stradone, la larga arteria centrale della città. Subito dopo la porta è la piazza della Loggia, una delle più belle della Dalmazia, su cui si affaccia il Palazzo Sponza, l'antica sede della Zecca Ragusea. È opera di Pasquale Michele Ragusino del 1520. La loggia ha 5 arcate ed è sovrastata da finestre gotico-veneziane e rinascimentali. Al secondo piano la statua di San Biagio. Il cortile è a portico a loggia su pilastri ottagonali che nella loggia recano ricchi capitelli. Di fronte al Palazzo Sponza la chiesa barocca di San Biagio, costruita nel 1715 dal veneziano Marino Groppelli sulle rovine di una precedente, romanica, bruciata nel 1706. Davanti alla chiesa, in mezzo alla piazza, il pilo portabandiera con la statua del paladino Orlando, come simbolo della libertà. Il suo braccio destro, dal gomito all'impugnatura della spada, serviva da unità metrica lineare ai rivenditori di stoffe, il cosiddetto braccio raguseo, di 51 cm, misura allora molto in uso in tutto il Levante. La chiesa di San Biagio venne costruita dal 1607 al 1614 da Marino Groppelli nello stile barocco veneziano. Sopra l'altare un'antica statua in argento dorato di San Biagio, patrono della città, fin dal 972, quando giunsero qui le sue reliquie. Il santo regge con la mano sinistra un modellino della città medievale, che poi venne distrutta dal terremoto, lo stesso modellino che abbiamo visto nel quadro e che vediamo anche in altre statue di San Biagio. Nella loggia delle campane le ore sono battute da 2 uomini in bronzo detti uomini verdi.
Accanto al campanile è il Palazzo della Gran Guardia, del XV secolo, ma ricostruito nel 1706 da Marino Groppelli. In una nicchia a fianco del monumentale portale barocco è la piccola fontana di Onofrio, realizzata nel 1438 da Onofrio della Cava in occasione della fine dei lavori dell'acquedotto. È ornata da sculture simboliche. Più avanti il Palazzo dei Rettori, con un elegante portico rinascimentale a 6 arcate. È il principale monumento pubblico della città e venne eretto nel 1436 da Onofrio della Cava, in parte ricostruito dal Michelozzo e compiuto poi da Giorgio Orsini, al quale si attribuiscono anche alcuni dei capitelli. L'ultimo capitello a destra, detto dell'alchimista o anche di Esculapio, è il probabile avanzo di una costruzione precedente o, secondo la leggenda, proviene dalle rovine di un tempio della distrutta Epidauro. In una nicchia la statua di San Biagio. Due portali gotici con bellissimi picchiotti bronzei del XV secolo introducono nel cortile del palazzo, celebre capolavoro di Onofrio. È formato da 4 ali di arcate terrene e logge con scale e stemma. Fontana del 1452, e busto bronzeo dell'eroe raguseo Michele Prazzano. Il Palazzo dei Rettori era la sede della pubblica amministrazione, nonché il luogo delle udienze, dei ricevimenti e delle cerimonie ufficiali. Il palazzo era anche l'abitazione del rettore nel periodo del suo mandato che durava un mese. Salendo le scale sono da ammirare gli interessanti capitelli della loggia superiore. E le varie sale del governo della Repubblica, dove imperava il motto Obliti privatorum publica curate, ovvero dimentichi degli affari privati, curate le cose pubbliche. La strada è chiusa dalla cattedrale di Santa Maria Maggiore, opera barocca del 1671, costruita sul sito di una chiesa precedente, voluta si dice da Riccardo Cuor di Leone e distrutta dal terremoto. In alto statue di apostoli.
Attorno alla cattedrale un insieme di edifici rinascimentali in pietra bianca, tipicamente ragusei. E le altrettanto tipiche contrade con i volti, di sapore nostrano. Dalla piazzetta antistante la cattedrale si può uscire dalla cerchia muraria attraverso una pustella che dà direttamente sul Porto Cassone, qui di seguito rappresentato dal pittore ungherese János Karpáti ai primi del Novecento. A Ragusa ogni passo offre motivi di interesse. Una fontana, una scenografica scalinata a imitazione della romana Trinità dei Monti. Nobili portali. O semplici finestre. La chiesa di Sant'Ignazio, esternamente mai ridotta e in fase di restauro, ha all'interno un'abside spettacolare ricco di affreschi prospettici. Ancora una scala che conduce ad un vecchio convento abbandonato. Rupe è un edificio costruito nel 1522 come deposito di grano. È un magnifico ambiente a tre navate su colossali pilastri, nel cui pavimento si aprono 15 grandi pozzi secchi scavati nella roccia, capaci di 1500 tonnellate di grano alla temperatura costante di 17 gradi e mezzo. Lo stradone che attraversa tutto il centro urbano, dalla piazza della Loggia a Porta Pile, era in origine un canale che isolava la Ragusa originaria, il Grande Scoglio, dalla terraferma. Questo canale venne colmato nel 1108 quando la città si estese verso terra. Al centro della piazza che precede la Porta Pile si trova la grande fontana di Onofrio, serbatoio terminale dell'acquedotto. Ha 16 lati ornati da rosoni dai quali sgorga l'acqua.
La piazza è delimitata dal grande edificio del convento dei Francescani, con accanto la piccola chiesa del Salvatore, costruita a ricordo del terremoto del 1520. Sulla sinistra della chiesa, che è un piccolo gioiello di architettura veneto-dalmata, una scala porta sul giro di ronda. Il convento di San Francesco ha un portale in gotico fiorito del 1500 con un rilievo della Pietà nella lunetta, Dio Padre e i santi Girolamo e Giovanni Battista. Il convento fu iniziato nel 1317 e terminato un secolo più tardi. Il suo chiostro è il più bello di tutta la Dalmazia. Su ogni lato si allineano 3 esafore, aperture con 6 archi su pilastrini ottagonali binati, con splendidi capitelli tutti diversi. Dalla piazza antistante il convento dei Francescani si esce dalla città attraverso la Porta Pile. All'esterno la porta è preceduta da un ponte levatoio e da un ponte in pietra eretto nel 1537 quando fu ampliato il canale difensivo, oggi trasformato in giardino. Dall'esterno si possono osservare meglio le poderose fortificazioni che circondano la città, con una lunghezza di 1940 metri ed un'altezza di 25. La statua di San Biagio che appare su tutte le torri e fortezze di Ragusa. I personaggi della pastorale del Gondola su una fontana. Alto sul mare il forte San Lorenzo. Un sentiero si allontana dalla città correndo prima vicino al mare per poi inerpicarsi sulla collina.
Belle viste sul Forte San Lorenzo e sulla costa fino alle fortificazioni sul mare di Ragusa. Sulla collina la piccola chiesa del convento di Nostra Signora, con adiacente un piccolo cimitero medievale. Le tombe sono come un libro aperto sulla storia di un popolo. Le stesse vie commerciali, terrestri e marittime, già fonti di ricchezza per Epidauro, vennero per logica continuità ripercorse da Ragusa, portandola al massimo splendore. Le sue carovane caricavano argento e oro, pellami, spezie, lana, ferro, rame, eccetera, nell'interno balcanico e nei vasti territori del Turco. I vari prodotti venivano anche lavorati a Ragusa dai suoi abilissimi artigiani e poi riesportati ovunque. Base e nervo della vita economica ragusea erano le corporazioni, che abbracciavano tutti i rami di attività. Nel piccolo cimitero troviamo alcune antiche tombe che testimoniano l'appartenenza alle varie confederazioni. L'intenso sviluppo della Repubblica aveva richiamato dalla nostra penisola e dagli altri stati europei capitali, artigiani e mercanti. A Ragusa raggiunsero la perfezione le arti dei panni, delle calzature, della seta, dei pizzi, vetro, armi, oreficeria, strumenti geografici e marittimi, la cantieristica navale, eccetera. Statuti, registri, atti, corrispondenza della Repubblica, così come il registro matricolare, erano scritti esclusivamente in italiano. Tutti gli uffici erano al Palazzo Sponza e portavano i nomi in uso in Italia: lavorieri di pagamento, fontigeri della gabella, ufficio delle arti della lana, avvocato del comune, ufficiali zecchieri, ufficiali della dogana, eccetera. Il territorio dell'antica Repubblica di Ragusa comprendeva le isole di Meleda, Lagosta, alcune isole minori e la penisola di Sabioncello, dove si possono ancora vedere le fortificazioni che difendevano i confini. Le mura sono lunghe oltre 5 km e sono rafforzate con 41 torri, 7 bastioni e 3 fortezze. Vennero costruite dai ragusei dal 1333 al 1506 e collegano Stagno con Piccolo Stagno, dall'altra parte dell'istmo. Oggi il luogo si chiama Ston, ma sulla porta di entrata al borgo, sopra la testa di San Biagio, sta scritto: perché questa terra non fosse mal difesa, vennero innalzate da Ragusa queste porte e fortificazioni di stagno. Sul grande lago dell'isola di Meleda vi era fin dal 1541 il palazzo di villeggiatura dei vescovi di Ragusa, distrutto dal terremoto del 1850. Nel corso dei secoli Ragusa dovette provvedere da sola alla sua difesa. A cominciare dal X secolo si circondò di un poderoso e spettacolare sistema di mura, che sono ancora oggi tra le più belle e meglio conservate del Mediterraneo. Quella che era considerata da sempre la Quinta Repubblica Marinara d'Italia e fu rivale di Venezia per 5 secoli, ebbe una flotta di ben 700 navi, rappresentanti diplomatiche in tutta Europa, fondaci nei territori dei turchi, e una schiera di doti bizantini fuggiti dalla Grecia, e umanisti locali. I ragusei erano gente laboriosa, intelligente e tenace. Lavoro intelligentemente organizzato significa ricchezza. Traffici e commercio fecero la grandezza di Ragusa, e per secoli la piccola città-stato fu uno dei nodi di collegamento tra Oriente e Occidente. Il primo nucleo abitato crebbe in breve tempo e le mura e rete a protezione dell'abitato dovettero essere ampliate per ben 3 volte in un secolo. Affrancataci da Venezia nel 1358, dopo una dipendenza di oltre 150 anni,
L'anno dopo Ragusa stringe con il sultano turco un trattato che assicurava alla Repubblica protezione e notevoli privilegi in cambio di un tributo annuale. Questa indipendenza si rivelò conveniente anche per Venezia, che doveva sostenere la pressione turca lungo tutta la Dalmazia e aveva bisogno di un centro di informazioni e di comunicazioni con Costantinopoli e altre città orientali attraverso i Balcani. Così Ragusa si sviluppò sfruttando abilmente la rivalità fra i due colossi, dal momento che i turchi mai avrebbero tollerato in mano veneziana questo sbocco di mare e i veneziani mai l'avrebbero tollerato in mano turca, pena l'imbottigliamento in Adriatico. In questo modo Ragusa riuscì non solo a mantenere la propria indipendenza fino ai primi dell'Ottocento, ma a raggiungere anche, attraverso i suoi traffici, una floridezza economica che favorì l'eccezionale fioritura culturale nella letteratura e nell'arte. Ragusa traeva la sua forza dalla grande civiltà dei suoi cittadini, che sulla loro bandiera impressero la parola libertà, sintesi dello Stato di diritto. Dopo l'occupazione della Dalmazia da parte di Napoleone e le promesse francesi che la libertà e la sovrana indipendenza della Repubblica verranno rispettate, Ragusa cade il 31 gennaio 1808 a causa del cosiddetto affare di Cattaro. A Cattaro i russo-montenegrini, nonostante gli impegni assunti, rifiutarono di abbandonare i territori occupati e Napoleone ordinò di occupare le piazzaforti di Ragusa, indispensabile per bloccare ogni avanzata del nemico. Venezia era già caduta da 11 anni. Dissolta così per sempre l'antica Repubblica Marinara, Ragusa appartenne dal 1814 al 1918 all'Austria, divenendo una piccola città provinciale alla periferia dell'impero. L'ultimo sfregio Ragusa lo subisce alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Con il trattato di Rappallo tutta la Dalmazia, esclusa Zara e qualche isola, passa alla neocostituita Jugoslavia. A Ragusa viene imposto il nome di Dubrovnik e viene fatto ogni sforzo per far dimenticare la sua italianità. 13 secoli della gloriosa Repubblica di Ragusa devono essere cancellati. Oggi Ragusa è diventata un grosso centro turistico e davanti al suo vecchio porto si fermano grandi navi da crociera che scaricano flotte di turisti provenienti da tutte le parti del mondo, ma nessuno racconta loro la vera storia di Ragusa. Ai turisti viene raccontato che la città si chiama Dubrovnik dal 1300, che il palazzo Sponza è stato fatto dall'architetto Paskoje Milicevic. Così scrive oggi anche la guida del Touring Club italiano, dimenticando quello che scriveva fino a qualche tempo fa. Il Palazzo della Dogana, antica zecca della Repubblica, detto volgarmente la Sponza, è una costruzione rinascimentale opera di Pasquale Michele Ragusino. Nel palazzo si legge questa bella iscrizione: Pondero cum merces pondera ipse Deus. Quando pesa la merce, la pesa anche Dio. Tutto giocò a far perdere nazionalità a queste terre che erano italiane da secoli, per storia, cultura, civiltà e lingua. Prima la politica nazionalizzatrice dell'Austria, che favorì il ceto slavo-croato più fedele alla monarchia. Poi la ormai palese pulizia etnica nei confronti degli italiani esercitata dai nuovi padroni. La stessa cosa che poi successe in Istria. Il sito di tutte le città marinare della Dalmazia fu sempre ai confini di un mondo e al principio di un altro, un baluardo fra la barbarie e la civiltà.
Uno storico francese osservava che l'avidità slava sulla Dalmazia non era solo territoriale, ma volta anche a dissacrare la verità storica, perché, esasperatamente protesa a trovare nel possesso delle chiese e dei palati di Dalmazia le premesse per vantare una dignità umana e civile. Fin dall'inizio, per creare un'opinione pubblica, un sentimento e un diritto, era necessario che gli italiani perdessero il loro, perdessero la loro storia, dimenticassero ogni tradizione e lasciassero portare via persino il nome delle loro città. Era necessario che dalle rovine di una millenaria storia di italianità non uscisse più un grido, un richiamo al passato, una difesa del nostro diritto. Le ricchezze artistiche della Dalmazia, come dell'Istria, sono i nostri monumenti, le nostre chiese e quello che ha lasciato la nostra cultura, la nostra civiltà. Che almeno questo ci venga riconosciuto senza false menzogne e venga scritto su guide, fascicoli e libri, compresi quelli scolastici. Dopo tanti torti subiti, ancora una volta chiediamo soltanto verità e giustizia.